Udine, quando ero giovane, abitavo a Venezia, ho lavorato per una rivista mensile che si chiamava Julia's Jazz. Era stato qui a Udine il 18 maggio dell'anno scorso Gianni Berengo Gardin, maestro di fotografia che aveva esposto una delle sue ultime gallerie proprio ai civici musei di Udine, ricordando quei posti del Friuli che aveva vissuto da giovane, un salto nei ricordi che lo aveva commosso e che aveva regalato arte pura distillata nelle sue fotografie a migliaia di visitatori curiosi, appassionati, turisti. Era stata una mostra importante per il capoluogo friulano che oggi si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa del maestro del bianco e nero a 94 anni dopo oltre 70 di carriera. È stato uno dei più grandi fotografi italiani del Novecento, Gardin, che ha raccontato con le sue immagini tutta l'evoluzione e il percorso dell'Italia nel secolo scorso e non solo. Lo ha ricordato anche il sindaco De Toni in un comunicato in cui ha espresso tutto il cordoglio per la scomparsa di Gianni Berengo Gardin, maestro della fotografia italiana e testimone instancabile della realtà del nostro paese. Una bella mostra che abbiamo realizzato in Castello e che è stata l'ultima mostra del maestro. Lo ricordiamo con gratitudine e con riconoscenza, non solo per la sua fotografia, l'intensità della sua fotografia, ma anche proprio per l'umanità che abbiamo respirato durante quei giorni. Un piacere per chi ha vissuto la mostra, ma anche per lo stesso maestro che prima della sua morte ha potuto dunque rivivere sulla sua pelle emozioni di un tempo andato. È piacevole ritornare nei posti che sei stato da giovane. Ho conosciuto benissimo sia Udine che il Friuli, Gorizia, Spilimbergo, tutti i paesi che ho vissuto in quegli anni.